Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantonna. Hai un dente solo? Sorridi almeno con quello. Questo proverbio del Madagascar si può estendere a tutta l'Africa, perché quando parliamo di Africa in realtà parliamo sempre al plurale, parliamo di Afriche e non per zone diverse dello stesso continente, perché da una parte c'è l'Africa della realtà, una realtà dura, fatta di guerre, fatta di miseria, fatta di emigrazione massiccia, e dall'altra parte c'è un'altra Africa, che non è l'Africa dell'irrealtà, un'Africa che non esiste, ma è l'Africa che è dentro gli africani, ed è un'Africa sicuramente diversa, sicuramente più ottimista, sicuramente più speranzosa verso il futuro e verso il domani. Ci basta vedere le liturgie dei paesi africani, le messe animate, i balli, la gioia, i canti. Come si conciliano queste due Afriche? Come si conciliano nell'esperienza di un religioso che ha passato 30 anni in un paese dell'Africa che ben sintetizza questa polarità? Stiamo parlando della Costa d'Avorio, paese da una parte prosperoso, dall'altro dilaniato dalla guerra civile. Tra pochi istanti, dopo la pausa, sarà con noi padre Gino Sanavio della SMA, Società Missioni Africane di Feriole. Adesso impegnato soprattutto nel raccontare la missione attraverso video, testimonianze e incontri. A lui rivolgeremo una piccola provocazione. Siamo abituati a sentirci moralmente, economicamente e umanamente superiori all'Africa, ma siamo una società sempre più vecchia, sempre più ferma e sempre più triste. Cosa ci può insegnare l'Africa? E ancora di più, cosa può insegnare l'Africa alla nostra Chiesa e alla nostra Chiesa di Padova? Melchior de Marion Bersillac era un uomo coraggioso. Ordinato sacerdote all'età di 25 anni, il 22 ottobre 1838, dopo 2 anni in parrocchia entra nell'Istituto delle Missioni Estere di Parigi e parte per l'India. Lotta in difesa degli ultimi, si erge a paladino dei paria, degli intoccabili, ma capisce che quello non è più il suo posto. Dopo pochi anni sente che il Signore lo vuole mandare dove mai prima d'ora la sua parola era arrivata. Torna in Francia e la Santa Sede lo autorizza a fondare la Società per le Missioni Africane. Chiede di andare in Benin, ma per la Santa Sede è troppo pericoloso. Così parte per la Sierra Leone, del quale sarà nominato vicario apostolico. Muore giovanissimo, a soli 46 anni, raggiunto dall'epidemia di febbre gialla che stava falcidiando la popolazione. Ma la sua opera è appena agli inizi. In 1 secolo e mezzo la SMA, Società per le Missioni Africane, con sede generalizia a Roma, ha raggiunto 15 paesi africani, ma si è prodigata anche in un altro fronte, quanto mai prioritario in questo mondo frammentato ed egoista: l'animazione missionaria nei paesi ricchi, ma non solo, perché l'Africa, prima di tutto, deve raggiungerci nella testa e nel cuore. Bentrovati cari ascoltatori di Pronto Mondo. Oggi il nostro telefono non squilla tanto distante perché squilla a Feriole, appena a sud-est di Padova. Con noi padre Gino Sanavio, Una vita per le missioni in Africa. Grazie padre Gino. Grazie a te Andrea. Feriole, la Società delle Missioni Africane, una vita spesa per le missioni, ma prima di cominciare questa vita sicuramente c'era un altro padre Gino, anzi un altro Gino. Qual è stato il suo primo contatto con le missioni? Il mio primo contatto con le missioni è stato una piccola lettura, però prima di arrivare a questa lettura ti posso dire che nel seminario di Rovigo, di cui io sono originario, si era formato negli anni 66-67, sai, con il concilio eccetera, si era formato un sentire missionario, un sentire e un guardare lontano. E allora eravamo in molti a sentire questo soffio, diciamo, missionario e lasciarci trascinare da questo soffio. E poi nel 69 io ho detto io lascio qui, eccetera. Mi sono messo in contatto con le missioni africane che hanno la sede a Genova. Perché le missioni africane? Perché era un piccolo istituto francese venuto in Italia
negli anni 50 e poi dopo ha cominciato ad avere qualche vocazione in più verso gli anni 68-69, ma è stata proprio la piccolezza di questo istituto estero venuto in Italia che mi ha attirato. Ho ricevuto un fogliettino, 2 fogliettini in lingua francese dalla casa di Genova. Ho letto questi fogliettini, mi sono innamorato dello spirito che c'era dentro, sono andato a vedere il vescovo Rosina di allora, che era a Rovigo, e ho detto: Monsignore, io me ne vado. No, dice, ma no. Dico: Monsignore, io me ne vado, la saluto, se vuole mi dà la benedizione, ma credo che me la dia. Me l'ha data e io sono partito. Questo è stato il mio primo impatto. Sono arrivato a Genova, non avevo mai viaggiato in treno, non ero mai uscito da Rovigo, mi capisci cosa vuol dire? E allora arrivo a Genova e a Genova mi apre la porta chi? Padre Finotti, Luigi Finotti, un missionario della diocesi di Chioggia che si era trasferito a Genova e anche lui era diventato della SMA. E abbiamo cominciato a parlare in dialetto e lui era dall'altra parte, diciamo, del canaletto ed era sotto Chioggia e invece da quest'altra parte c'era Adria e allora eravamo quasi vicini, diciamo, di nascita e abbiamo cominciato. Ecco, questa è stata la mia prima esperienza nel seminario delle missioni africane di Genova. Che cosa l'ha spinta a proprio scegliere la vita missionaria a differenza magari quella del parroco a Rovigo? Io mi sentivo, solo vedendo qualche parroco, mi sentivo soffocare dalla piccolezza con tante cose da fare, questo è sicuro, ma dico il territorio, ma dico la conoscenza di lingue, la conoscenza di altre persone, la conoscenza, per fortuna che adesso gli altri da lontano vengono qui e ti obbligano anche a conoscere usi e costumi che vengono da altrove, ma allora non c'era mica tutto questo frastuono che c'è adesso. Allora a me attirava sempre qualche cosa di nuovo per poter aggiungere a quello che già io conoscevo. L'Africa? E l'Africa è stato il mio punto dolens, perché ho sempre avuto piacere di essere un po' al caldo. Pensavo alle missioni quando venivano i missionari nei seminari, ai missionari e chiedevo sempre: ma lei dov'è che va? Ah, dice, io sono in Alaska, No, dico io, il freddo non lo posso sopportare. Per cui ecco, quando qualcuno mi parlava, e anche nella espressione comune missioni africane, mi sono detto: qui sicuramente andremo in Africa, vero? Ed ecco, io mi sono trovato in Africa, anche perché avevo sempre questa voglia di conoscere un altro continente che ci mostra veramente i nostri inizi, perché hanno conservato tanto di quello che noi abbiamo perduto. Padre Gino, noi ci fermiamo qualche istante per una piccola pausa, una piccola scheda e torneremo tra pochissimo per continuare la nostra conversazione. L'hanno chiamata per decenni il miracolo ivoriano. La Costa d'Avorio, infatti, è stata poco avvezza alle stanche definizioni dell'Africa come un angolo di disperazione e di miseria in peritura. Economicamente solida, ricca di materie prime, con un'agricoltura in buono stato, il paese doveva molto allo storico presidente Félix Houphouët-Boigny, che ne ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960 e l'ha condotta ad acque tranquille, tra divisioni etniche e sociali, fino alla sua morte il 7 dicembre 1993. Le difficoltà, iniziate negli anni '80 con la crisi economica e il crollo dei prezzi dei prodotti da esportare, si tramutarono senza Houphouët-Boigny in odio etnico che fecero piombare il paese nella guerra civile. La situazione è ancora critica. Ad unificare il paese ci pensa ogni tanto solo lo sport. Con campioni del carico di Yaya Touré, Gervinho e Salomon Kalou, pochi mesi fa la Costa d'Avorio, dopo 23 anni, ha finalmente riconquistato la Coppa d'Africa. Lo sport, ma soprattutto il calcio, fanno miracoli. Pronto mondo?
Bentornati cari ascoltatori di Pronto Mondo, con noi in collegamento da Ferriole, da una delle sedi della Società Missione Africane, la SMA, Padre Gino Sanavio. Grazie Padre Gino ancora. Grazie a te. Padre Gino, la sua prima meta missionaria qual è stata e quando è stata? Allora guarda, io sono partito nel 71 in Africa, no? E mi sono fatto uno stage di 2 anni in una missione piccola insieme con un padre francese ed era a Guitry in Costa d'Avorio. Un paesino piccolo è. Lì ho imparato a guidare la macchina perché non avevo mai toccato una macchina e poi ho cominciato a fare un po' di catechesi, ho fatto esercizio di lingua sia locale ma anche di francese, ho fatto del catecumenato, ho fatto la CR, ho fatto gli scout e piano piano, ecco, alla fine di questi 2 anni mi sono talmente innamorato che ho detto no, adesso vado a casa, termino gli studi, mi faccio ordinare sacerdote e ritorno qui, perché in quel momento lì mi sembrava di essere un agricoltore che zappa il suo giardino ma dal di fuori del giardino, non dal di dentro. Allora mi sono detto adesso vado a casa, divento lo zappatore diciamo del Signore e quindi mi metto nell'interno di questo giardino, di questo orto e comincio a lavorare all'interno. Sono rientrato nel 75, cioè 40 anni fa, sono diventato sacerdote e sono partito per un'altra missione, Lakota, sempre in Costa d'Avorio. Era al sud ed era una missione diciamo un po' come qui da noi perché c'erano tanti cristiani. Anche lì abbiamo cercato di fare tante belle cose con i ragazzi della scuola secondaria che passavano proprio davanti alla missione, per cui abbiamo costruito una casetta San Chisito che era un centro di attrazione, venivano a studiare, perché c'era la corrente lì da noi, per cui ecco anche questo è stato un buon momento di incontro con i giovani. Finiti i miei 10 anni sono passato al centro e sono andato a Nyakaramandougou. Questa è al centro diciamo della Costa d'Avorio, un centro nord, ecco. E lì anche con un altro francese ma della zona dell'est, cioè verso Strasburgo, in quelle zone, e ho passato 16 mesi con lui perché nel frattempo è nata un'urgenza. Al nord a Ouagadougou, dove mi sono trasferito poi dopo, sono arrivate delle suore italiane. Sapete com'è all'inizio, quando si comincia bisogna avere qualcuno anche che ti sappia capire. Lassù c'era un padre che era canadese statunitense, tanto italiano non c'era. Allora sono andato lassù e dall'89 fino al 96 sono rimasto lassù. Poi sono venuto a casa, sono diventato economo della provincia della SMA a Genova e poi nel 2000 sono ripartito. Sono andato a Kombolokura, vicino a Korogo, che è proprio al nord, tra i Senufu, che è una popolazione. Ed è lì che in questo Kombolokura ho cercato di mettere insieme usi e costumi, quello che tu anche hai visto come piccoli filmini che ho messo in YouTube, proprio per riuscire a far passare questa voglia di dire ma conoscere sì, ma conoscere per poi presentare qualche cosa, perché è questo il nostro obbligo, ma anche qualche cosa di più profondo, questo amore che vuoi perché anche altri conoscano quello a cui tu credi. E allora conoscendo loro e accettandoci vicendevolmente, ecco che piano piano la parola di Dio è entrata anche in quelle popolazioni. Poi dopo nel 2009 sono rientrato, ho fatto ancora un annetto in Francia, a Lione, e poi dal 2010 fino al 2015 io sono qui a Ferriole. Dai suoi video noto non la classica visione della missione come andare in una terra che ha bisogno di un aiuto, che ha bisogno di un messaggio, spesso anche che ha bisogno di una sistemazione sociale ed economica, ma una gioia del vivere africano, di un continente che è capace di trovare dentro di sé le risorse. Mi stupiva in uno dei suoi video un messaggio di gioia ad alcuni suoi ragazzi che, come prima diceva, faceva CR e faceva scout, che poi hanno trovato dentro di loro la vocazione e adesso sono loro missionari in casa propria.
questa gioia dell'Africa come può contagiarci? La gioia dell'Africa, intanto prima di tutto bisogna portare dentro questa apertura, diciamo, alla mondialità, perché se siamo sempre lì attorno a quelle cose che abbiamo e che sono belle, per carità, non voglio dire di no, ma sempre lì attorno a quelle cose che abbiamo attorno a casa è come girare in una scatolina di patina. Ti ricordi quelle scatoline rotonde di patina? Ecco, giri dentro lì e non vedi altro. Quando parli di missione, di Africa, che cos'è? E allora mi stupisce anche quando vado a fare le giornate missionarie e mi sento veramente felice di poter parlare di quest'Africa, di questo che ho conosciuto, eccetera. Ma ti guardano con due occhi come se fossero delle cose da zoo oppure da circo. No, sono cose normali, perché tu ti implichi dentro in queste situazioni. Tu vai a trovare, io per esempio mi sono trovato benissimo, vado a trovare le persone, eccetera, ma mi danno il loro letto da dormire. Io vorrei vedere qui quante persone danno il loro letto quando arriva qualcuno di straniero. Loro vanno a dormire fuori, vanno a dormire in un'altra parte, anche per terra. Questo mi ha attratto, questo mi ha detto: guarda, qui c'è qualche cosa che devo ancora portare a casa mia, proprio come un sentire, ma un sentire da fratelli, perché non è più il colore della pelle, non è più un sangue diverso, ma siamo tutti fratelli, e io aggiungo in Gesù Cristo. Gesù Cristo, l'Africa, un rapporto molto stretto che si va via via intensificando. Anche recenti studi e recenti proiezioni dicono che oltre all'Asia sarà l'Africa il futuro del cristianesimo. Vediamo anche nel collegio cardinalizio i contributi molto importanti di alcune voci africane, e vediamo anche nella Chiesa europea l'influsso positivo che sta arrivando. Lei che ha vissuto una vita in Costa d'Avorio, che ha potuto non solamente dare ma anche ricevere l'energia e la fede di quei popoli, che provocazione ci rivolgono? Che cosa possiamo fare noi per essere un po' più simili a loro nel positivo? Più simile a loro è che, vedi, noi stiamo invecchiando, là sono giovani. È questa similitudine che io vorrei che capissimo bene. Noi stiamo invecchiando e i giovani che abbiamo qui non sono lì dove sono gli anziani. In queste assemblee, anche belle, se vuoi, domenicali, eccetera, non ci sono giovani. Per cui anche il nostro pregare, anche il nostro cantare, anche il nostro essere insieme è lì tutto sottomesso, tutto pianino, tutto. Ecco, l'altro giorno io ero a casa e nella mia parrocchia Villa Dose, in quel di Rovigo, un gruppo di amici hanno detto: no, facciamo la festa del tuo 40°. Ho invitato una corale africana, perché mi sono detto 30 anni passati in Africa e sentirmi solamente i canti di quegli ultimi 10 anni di prete, no, voglio una corale anche africana. Si sono dati da fare, hanno trovato la corale africana non tanto lontana, a Rovigo, quindi le due corali si scambiavano i canti, ma vi dico, una pena i canti etnici italiani, senza vita. Non so come dirvi. Invece dall'altra parte, ma si sbagliava, ma ti immetteva in una vita nuova. Ecco, è questo che vorrei che ci fosse, cioè una immissione di vita nuova, di un credere che parte dal cuore, non di un credere che parte sono sempre stato cristiano, per cui me lo porto avanti come una zavorra. No! Allora, io voglio diventare cristiano, ma proprio fino in fondo, ma anche con quella voglia di essere presente nella società là dove mi trovo, con quella foga che ho io adesso nell'annunciarvi questo cambiamento che vorrei tanto. Padre Gino, la ringraziamo, le chiediamo di salutarci con una delle lingue dialetti del posto, di augurare ai nostri ascoltatori una serena prosecuzione. Allora, ecco, io direi solamente una parola: anuanse, che vuol dire insieme. Allora, se noi siamo insieme, missionari e gente anche qui del posto, io credo che tutti assieme possiamo portare un annuncio valido, perché è vissuto fino in fondo. Ciao Andrea e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, per noi è tutto anche questa settimana. L'appuntamento con Pronto Mondo torna puntuale sulle frequenze di Blu Radio Veneto e in streaming sul sito e sul profilo del Centro Missionario di Padova la prossima settimana. Da noi è tutto. Pronto Mondo? Donne e uomini nel cuore della missione.
a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.